questo scenario bucolico e vista la tematica dell'argomento di stasera potrebbe anche un po' ricordare il reame di Lorien, su cui siamo perfettamente in tema. Stiamo parlando questa sera della produzione di Stefania e Ilaria, Alphabetu de Suobit. È un lavoro che prende le mosse, in realtà è direttamente ispirato dall'opera del professor Tolkien. Prima di cominciare in realtà abbiamo, visto dove ci troviamo, almeno ringraziamenti sia per il Comune di Itri che ha concesso l'utilizzo di questa struttura, che per il sistema bibliotecario di Itri Coros Figulinas, che ci consente di essere oggi questa sera, ha avuto una parte attiva nell'organizzazione. Ora, per inquadrare meglio ciò di cui stiamo parlando e perché quest'opera nasce in questa maniera e si presenta in questa veste, occorre che ricordiamo un po' la persona a cui tutto questo si ispira, che è il professor Tolkien. Sapete, nacque di origini sudafricane, nacque a Bloemfontein ormai nella fine del XIX ed è stato uno scrittore, filologo, accademico e linguista britannico. Quindi era la parte britannica del Sudafrica quella che durante le guerre boere si scontrava con l'altra parte. E comunque dal punto di vista letterario considerato dagli esperti uno degli scrittori più importanti, che si può collocare a buon diritto tra le figure di maggior spicco della letteratura del Novecento. Importante studioso della lingua anglosassone, quindi è l'autore del Signore degli Anelli come massima importanza e di altre opere non meno celebri come l'Hobbit e il Silmarillion. Fu professor di antico inglese dal 925 al 945 e professor di lingua e letteratura inglese dal 45 al 59 presso l'Università di Oxford, dove contribuì alla creazione tra l'altro del New Oxford English Dictionary. Cominciò da giovane la sua formazione coltivando l'amore per le lingue e le antiche leggende e dimostrò ben presto capacità linguistiche notevoli, eccellendo particolarmente in latino e greco, che non era come studiarli oggi, allora probabilmente era un po' più strong la cosa, e immergendosi quindi profondamente nello studio dei classici dell'antico inglese e delle lingue germaniche. Proprio in questi anni di gioventù iniziò a lavorare a un linguaggio da lui inventato e nel corso degli anni arrivò a sviluppare una vera e propria cosmogonia, narrando la storia di un mondo dai suoi albori fino al sorgere della nostra era. La genesi di questi miti si può dire strettamente legata alla volontà di Tolkien di creare una mitologia e poi una letteratura epica da affiancare all'epica classica che conosciamo, quella greca, romana per esempio, da attribuire ai popoli che parlavano le sue lingue inventate, in maniera quindi da creare un corpus unico e organico. Nel 1937 venne pubblicato lo Hobbit, scritto in origine e pensato per un pubblico giovane, ma già inserito in realtà in uno sfondo ben più vasto e complesso e che riscosse un grande successo. Pur essendo lo Hobbit la sua opera prima dal punto di vista della narrativa, rappresentò in realtà una tappa fondamentale nella carriera dello scrittore. Infatti, intorno al nucleo originario di quest'opera, l'autore poi sviluppò nel decennio successivo il mondo immaginario per il quale è conosciuto, quello della Terra di Mezzo, che prese definitivamente forma con Il Signore degli Anelli, che è unanimemente riconosciuta come la sua opera più importante. Dopo la sua morte, avvenuta a Bournemouth nel 1973, suo figlio Christopher pubblicò una serie di opere basate sull'ampia raccolta di appunti e manoscritti incompiuti del padre, tra cui il Silmarillion. Quest'ultima opera, assieme alla Hobbit e il Signore degli Anelli, formano un corpus unico di racconti, poemi, linguaggi fittizi e saggi ambientati in un mondo immaginario chiamato Arda, di cui fa parte la Terra di Mezzo. Nel nostro caso, ed è la ragione per cui siamo qui stasera, possiamo considerare Tolkien come ispiratore di Sarda, Tolkien Sardegna,
comunità di appassionati lettori e studiosi delle tematiche tolkieniane che in più vedono nella conoscenza e diffusione della lingua sarda un ulteriore valore aggiunto, caratterizzante delle iniziative che vengono proposte nell'isola. Nel solco dei progetti, quindi volti ad assicurare alla lingua e alla cultura sarda, esso in ogni ambito, sia esso politico, storico o culturale, adeguata diffusione e promozione, si colloca idealmente, e direi perfettamente, il lavoro delle sorelle Ilaria e Stefania Carta. Le ho citate in ordine alfabetico, non l'importanza, perché direi che alla fine siamo pari, che hanno concepito e realizzato questo libro dalla doppia valenza. Da un lato, certamente si nota la passione per la ricerca storica legata alle opere del professor Tolkien, con un prodotto che ci riporta in pieno l'atmosfera della Terra di Mezzo, tra gli Hobbit e le loro attività legate a concetti anche per noi importanti, come la cura della terra e dell'ambiente, la famiglia, ma anche il piacere tutto sardo di stare insieme tra banchetti e allegria, che tanto ci è mancato, ahimè, in questi ultimi tempi. Sono atmosfere visivamente evocate dalle curatissime illustrazioni che accompagnano il testo, che ci fanno immergere in quella realtà fantastica, ma dopo tutto per noi non così tanto lontana. Dall'altro lato, ancora di più si apprezza lo slancio, direi affettivo, delle autrici nei confronti delle peculiarità culturali di questa terra, che si concretizzano nell'uso della lingua sarda per i testi che accompagnano le illustrazioni e ovviamente viceversa. Si nota in tutto questo un forte trasporto verso la nostra peculiare tradizione, a volte scudo e baluardo, possiamo dire, contro le volontà di livellamento e distruzione, nonché di omologazione culturale, a favore di input esterni nei quali non sempre ci riconosciamo, è vero? Vabbè, io vi ho annoiato abbastanza, è tempo di lasciare adesso a Stefania il compito di illustrarci meglio questo lavoro. Chiederei in prima battuta di illustrarci il processo attraverso cui si è arrivati dall'ideazione alla sua realizzazione pratica e poi di parlarci del contenuto e del processo di elaborazione del testo per ricavarne la corrispondente versione in lingua sarda. Allora, grazie Giancarlo per la splendida presentazione del professor Tolkien. Grazie per le splendide parole di Sarda Tolkien Sardegna. Sarda Tolkien Sardegna, come ha già detto Giancarlo, è la comunità per lo studio e la divulgazione delle opere di Tolkien nell'isola, di cui fa parte anche Giancarlo. Il progetto di questo libro, L'alfabeto dei Susodit, nasce e si sviluppa all'interno del gruppo Facebook, della pagina Facebook di Sarda Tolkien Sardegna. Questo perché Sarda nasce sin dal principio, ormai sono 4 anni, con l'intento di promuovere la lingua sarda. Questo perché Tolkien è uno degli autori più tradotti al mondo. Vi sono infatti 82 traduzioni dello Hobbit anche in lingue minoritarie, come possono essere il gallego e l'asturiano, che sono 2 lingue minoritarie romanze che si parlano nel nord della Spagna. E a noi doleva, a me e mia sorella, dico, che non esistesse alcun testo di Tolkien tradotto in lingua sarda, una lingua letteraria, una lingua giuridica, una lingua antica, con una grandissima tradizione, purtroppo in Sardegna ancora oggi molto sconosciuta. E dunque il libro nasce in questo contesto, nel contesto di Sarda Tolkien Sardegna, dove gran parte degli appassionati più giovani, benché sardi, non conoscevano, non parlavano la lingua sarda, e io e Ilaria, mia sorella, abbiamo pensato perché non insegnarla loro attraverso le opere di Tolkien, attraverso la Terra di Mezzo, che loro amano, che loro conoscono perfettamente. Dunque non sarà difficile per loro imparare la lingua sarda attraverso questo immaginario.
Ed è così, attraverso dei post in lingua sarda con traduzione in italiano e disegni ovviamente realizzati apposta, che nasce e si sviluppa il libro, che poi, ecco, questi post che ho menzionato sono andati a confluire nel libro. Dunque non è fuori luogo assolutamente scrivere in sardo della Terra di Mezzo, delle opere di Tolkien, anzi lui, come ha già detto Giancarlo, è stato un grande linguista nella sua vita, è arrivato a padroneggiare 13 lingue fra antiche e moderne ed è stato un grandissimo filologo. Uno dei suoi saggi di filologia, una lezione accademica all'Università di Oxford, in occasione delle O'Donnell Lectures, trattava appunto dell'importanza dello studio del gallese, una lingua allora minoritaria, oggi non più tanto minoritaria poiché è passata la standardizzazione, vi è un canale TV in gallese e il gallese è una lingua che viene ancora valorizzata nella toponomastica e insegnata nelle scuole, però all'epoca in cui Tolkien scrisse questo saggio e tenne questa lezione accademica in occasione delle O'Donnell Lectures, non lo era, e non lo era per ragioni politiche, di politica linguistica, diciamo così. E questo saggio è stato per noi un po' il manifesto che ci ha spinto a scrivere il libro, ossia a portare i post dalla pagina al libro. Questo saggio dice: quando le lingue vengono a mancare non è mai, ora parafraso, ovviamente non lo sto dicendo a memoria, non è mai per una questione naturale, è sempre per una questione politica, una conseguenza politica. E quando un popolo non parla più la sua propria lingua diventa un popolo diverso da quello che era stato in precedenza, cambia, perché la lingua e l'identità di un popolo coesistono. E il saggio inglese-gallese parte e si sviluppa da queste teorie e ovviamente poi va a parare sull'importanza del gallese per lo studio della lingua inglese. Questa era una lezione di filologia, però se noi oggi prendiamo questo saggio e in questi passaggi sostituiamo gallese con sardo, ci ritroviamo nella situazione del sardo ancora oggi. Ed è per noi una situazione spiacevole, perché il sardo è una lingua normale con cui si può parlare di qualunque cosa, di qualunque argomento, e realizzare questo libro è stata una scommessa, perché possiamo definirlo un unicum, tanto nel panorama letterario sardo quanto nel panorama letterario dedicato a Tolkien. Ogni anno vengono pubblicati centinaia di libri su Tolkien, libri di saggistica, giochi di ruolo, raccolte di saggi, ma mai niente è stato pubblicato in sardo. Tra l'altro le comunità tolkieniane in tutto il mondo sono molto attente alle traduzioni e alle lingue straniere, tant'è che ogni volta che esce una traduzione nuova di una delle sue opere, questo è oggetto di dibattito non solo nella comunità in cui quella lingua è parlata, ma anche nelle comunità estere. E dunque questo si tratta del primo libro su Tolkien, perché vi è la biografia di Tolkien, vi è un'introduzione che spiega le ragioni che ci hanno portato a scrivere questo libro, ma è anche il primo libro che contiene 2 traduzioni di poesie di Tolkien in lingua sarda. Alfa Editrice è una delle case editrici più importanti antiche in Sardegna e ha scommesso molto su questo progetto, che appunto si propone a metà tra un libro per apprendere le lingue e un libro per l'infanzia, date le numerose illustrazioni. Però non è stato pensato unicamente appunto per gli appassionati di Tolkien, ma solo per avvicinarli alla lingua sarda, tornare alla lingua dei loro padri attraverso la Terra di Mezzo, a riscoprire la Terra di Mezzo grazie alla loro lingua, vederla con degli occhi, con uno sguardo un po' più domestico, se vogliamo. È stato pensato anche proprio per imparare la lingua ex novo da zero, con delle immagini, molte illustrazioni che possono far presa anche su un pubblico prescolare e scolare. Le illustrazioni sono ispirate alle trilogie cinematografiche di Peter Jackson
che sono molto conosciute e molto amate, e questa è stata una scelta ponderata perché questi personaggi sono entrati nel nostro immaginario tramite i film a cui noi siamo affezionati. Quindi quando noi pensiamo a un Frodo Baggins o a un Gandalf, subito immaginiamo i volti di Elijah Wood, di Serial McKellen. In questo modo, dal momento che io sono laureata in mediazione linguistica e culturale, dunque qualcosa sull'apprendimento delle lingue l'ho imparato nel mio percorso di studi, e in seguito anche agli studi effettuati e portati avanti da mia sorella che riguardano la pedagogia. Abbiamo pensato di strutturare il libro in modo tale che rispondesse alle teorie di associazione. Cito due pedagogisti, in modo particolare Ausubel e Mayer, sulle cui teorie sono basate appunto le illustrazioni e i testi. I testi vengono prima in lingua sarda e poi in italiano, e sono brevi perché in questo modo è più facile poter avere un riscontro comparando le due lingue, vedere che il sardo è pur sempre una lingua della famiglia romanza, non così distante dall'italiano, ma per nulla un dialetto di aria itanica. Ma in questo modo è possibile, grazie alla brevità dei testi, poter fare un confronto e grazie alle immagini poter associare la parola all'immagine, in questo modo imparare più celermente i termini. Ho partecipato, è molto esauriente, e chiedergli ancora, vero che hai già citato il fatto che è un unicum specialmente per quanto riguarda la lingua sarda, perché non esiste niente di sardo ancora in questa lingua per quanto riguarda le opere di Tolkien, e il sardo è centrale in questo lavoro, per cui ho visto che un po' l'hai già accennato, però ti chiedo dal vostro punto di vista personale quanto ha influito la vostra personale predisposizione nei confronti della lingua e delle tradizioni della Sardegna per l'elaborazione di questo lavoro. Quindi se c'è una possibilità di approfondire leggermente, però dal punto di vista personale, quello che hai esposto prima. Io e mia sorella amiamo profondamente la nostra terra, la nostra cultura. Questo libro un po' riflette le nostre due anime, l'anima sarda che ci caratterizza perché noi siamo nate e cresciute nel contesto sardo, e l'anima italiana che ha contraddistinto la nostra educazione sin dall'infanzia fino all'università. Queste due anime coesistono nel libro, che non ha voluto appunto dare il privilegio soltanto al sardo ma anche all'italiano, quindi potrebbe essere utilizzato anche per apprendere l'italiano, non soltanto il sardo, data la brevità dei testi e le immagini. È un libro perfettamente bilingue, abbiamo Sì, perfettamente bilingue. Vi sono anche alcune illustrazioni che sono ispirate a paesaggi sardi. Nella baia di Alcolonde, di Valinor, è facile riconoscere Alghero, soprattutto se si osserva il porto di Alghero dalla spiaggia della Conchiglia. Mi sono ispirata a paesaggi sardi per quanto riguarda il Silmarillion, e penso che un occhio attento possa vedere questo aspetto, possa cogliere questo aspetto. In realtà sarda è Sì, come dico sempre, Sardegna è la vera Numenor. Dal punto di vista ovviamente mitologico, noi per fortuna ancora non siamo stati inghiottiti dal mare, non completamente secondo alcuni miti. Mi riferisco al mito di Atlantide e al mito di Tirrenia, che ha ispirato nell'opera tolkieniana l'isola di Numenor e la sua tragica vicenda, e poi anche perché la Sardegna è l'isola più a ovest nel Mediterraneo, è la più grande, quasi come un continente, quasi come Numenor. Io gioco sempre con questa cosa, perché trovo che sia più facile immedesimarsi o andare a interessarsi alla mitologia sarda partendo dalla mitologia creata
da Tolkien. Quindi cioè, sì, io e Ilaria amiamo molto la lingua sarda. A noi dispiaceva che non ci fosse un testo, una traduzione anche, o comunque un testo dedicato a Tolkien in sardo, e come dico sempre io, se non c'è, lo devo fare. Prima di approfondire ulteriormente con un'altra domanda, visto che stiamo in tema di lingua sarda e stiamo parlando di questo libro e delle tematiche tolkieniane, ti chiederei, giusto per alleggerire un attimo, di leggerci la Chiusa dell'Anello in sardo. Con piacere. Io adoro leggere la poesia dell'Anello. Tres anellos a resalvos in su tesuguel espectadoso. 7. A sos ennore tuturinos in s'aposentu vedrosu. 9. A sus homine mortales a morte condennadoso. 1 a sus ennore curi in su drone curigoso. In sa terre mondor. In uesos anneulos univaladoso. Un aned dallo domare. Un aned dallo sagattare. Un aned dallo saganzare. E in su notte inserrare. In sa terre mondor. In uesos anneulos univaladoso. Eccezionale, ha centrato perfettamente la tematica e l'atmosfera dal punto di vista linguistico. Ora vorrei chiudere questa chiacchierata, almeno dal punto di vista nostro, poi daremo spazio alle domande che mi auguro ci saranno, parlando delle illustrazioni, chiedendoti qualche particolare sulla tecnica di realizzazione di queste accorrendo dei testi. Le illustrazioni sono state realizzate da me e mia sorella Ilaria. Ci tengo a precisare che quelle realizzate da Ilaria sono interamente fatte a mano e prive di filtri apportati col computer. Quindi sono reali e autentiche al 100%, in particolare il chiaroscuro del ritratto di Tolkien, del professor Tolkien, è realizzato da Ilaria. A mio avviso è un disegno molto bello e che coglie molto bene lo spirito un po' giocoso e riflessivo del professore. Io lo amo molto e anche negli altri eventi mi hanno spesso chiesto di mostrare questo disegno di Ilaria. Io invece mi occupo di digital painting per passione e per me è nato come un hobby. Io ho sempre disegnato sin da quando ero molto piccola. Per me non esiste che la musica o che un'opera letteraria, un libro non mi ispiri in questo senso artistico nel campo dell'arte visuale. I miei disegni sono realizzati a mano, io li eseguo con normalissime matite, penne a inchiostro liquido, spesso su fogli di recupero salvati. Non mi piacciono gli sprechi della carta, anche nello spirito di Tolkien, perché insomma la carta viene dagli alberi. Non voglio, esatto, non voglio far piangere Fangor. Poi li passo a scanner e li coloro al computer. Questo è un processo molto lento che richiede a volte anche giorni di lavoro. Sono stati realizzati tutti con questa tecnica. Allora, come diceva quello, apriamo il nostro consueto dibattito, sperando che non mi venite a dire che è una cosa pazzesca. Se non lo avete già fatto, naturalmente, spero che questa esposizione, ottimamente condotta, vi abbia portato a desiderare, addirittura a provare il bisogno fisico di leggere questo libro, sul quale sicuramente qualcuno di voi avrà elaborato qualche altra curiosità che magari non è stata evidenziata durante questa esposizione. Per cui vi invito certamente a farvi avanti e farci sapere. No, prima. Passo il microfono. Io ho due curiosità. Una è sapere se le immagini realizzate da Ilaria sono realizzate con la stessa tecnica
cioè matita, inchiostro e poi scansionate e colorate con la tecnica che ci hai descritto. Come ho accennato prima, l'aria disegna fai chiaroscuri a matita, con una semplice matita. Dopodiché li abbiamo passati a scanner, però non abbiamo utilizzato dei filtri e non abbiamo utilizzato la digital painting, per cui sono nudi e crudi, così come sono stati realizzati, molto autentici. L'altra domanda che volevo fare, tu prima hai parlato di una comunità che è attenta a tutte le produzioni dei libri di Tolkien, eccetera. Volevo sapere se anche il vostro è stato recensito, insomma c'è stato poi un dibattito su questa pubblicazione. Sì, il nostro libro è stato accolto molto bene, inizialmente dalle comunità americane. I primi a condividerlo sono stati quelli del gruppo messicano, della società messicana dedicata a Tolkien. Dopodiché è stato condiviso in Cile, in Colombia e in Bolivia. Dopodiché è stato condiviso in Spagna ci hanno fatto molta pubblicità, l'hanno accolto davvero molto bene, tra cui anche uno dei massimi esperti di Tolkien al mondo, il professor Segura, le cui lezioni mi hanno ispirato, mi hanno insegnato tantissimo e le ho tenute in sottofondo mentre lavoravo a questo libro, perché insomma 8 ore al giorno dietro i disegni vogliono passate, io ascolto molta musica e anche podcast e lezioni accademiche, tra cui quelle di questo professore, il professor Segura, che è bravissimo, immenso, io amo il modo in cui spiega, e lui ha condiviso il nostro libro e a me ha fatto davvero tanto piacere. Quando poi gli ho scritto io stessa, poi mi sono sentita piccola, però in realtà quando poi mi ha detto che gli faceva piacere, sono stata molto felice di questo. In Italia anche hanno parlato tanto di noi, addirittura nel campo dei videogiochi, del V-streaming su Twitch è stato sponsorizzato il nostro libro. In Abruzzo ci hanno fatto una grande pubblicità della comunità tolkieniana dell'Abruzzo. I collezionisti italiani ugualmente, però il maggior calore l'abbiamo avuto, diciamo, dalle comunità di lingua spagnola. Quindi parte un'altra domanda, poi scusami. No. Avete pensato di fare una presentazione in Spagna, insomma, fuori dall'Italia? Sì, il 4 luglio facciamo una presentazione online nel programma Regresso a Hobbiton, che è un programma di podcast e video YouTube portato avanti, siamo all'8ª edizione credo, dalla Società Tolkien Spagnola. Questo programma viene realizzato in collaborazione con il Circolo dei Sardi di Valencia, si chiama Circolo Sardana dei Sardi di Valencia, che sono stati gentilissimi con me e appunto si sono impegnati tanto per portare questo evento online in collaborazione con la Società Tolkien Spagnola e in collaborazione con il gruppo musicale folk rock Ada Danza, che appunto è stato tra i primi a condividere il nostro libro e a darci il loro appoggio, il suo appoggio, ossia è un gruppo, dovrei parlare al singolare, è un gruppo di musica folk rock spagnola che io amo tantissimo, le cui canzoni mi hanno ispirato tanto e incoraggiato e che ho tenuto come sottofondo sui miei podcast durante la realizzazione di questo libro, e anche loro saranno presenti durante questo evento il 4 luglio, che sarà in notturna a partire dalle 8 di sera, proprio per permettere anche agli americani di seguirci. Grazie. Naturalmente speriamo tutti che questo percorso promozionale sia appena agli inizi e conosca le migliori fortune. Facciamo i migliori auguri e i migliori auspici. Grazie. Io spero tantissimo in una versione sarda spagnola, anche per tornare un po'
alle origini, diciamo al Medioevo. Siete giovani e avete tutto il tempo a disposizione, per cui basta lavorarci, volere e potere. Sì, Io? Allora, io ti volevo chiedere due cose. La prima è, siccome il libro ha un po' lo scopo, no? Anche di promuovere il bilinguismo sardo-italiano, tu che consigli dai ai neofiti, diciamo, del sardo, cioè a chi vuole imparare da zero e non ha parlanti intorno a sé, cioè non lo parla in famiglia? La seconda domanda, visto che l'hai detto prima, è se è possibile far vedere il famoso ritratto di Tolkien, giocoso e serioso, che ci hai promesso. Allora, il mio consiglio parte anche da un'esperienza personale, perché io inizialmente avevo una conoscenza passiva del sardo, questo significa che ero in grado di comprenderlo perfettamente, ma come la maggior parte dei sardi non ero in grado di scrivere e di parlare, di esprimermi. Questo un po' per soggezione, perché non l'avevo mai fatto, non avevo mai testato le mie capacità a riguardo, perché non bisogna mai sottovalutare l'esperienza passiva, quello che si apprende semplicemente ascoltando le persone in paese intorno a noi. Cosa ho fatto? Appena laureata avevo molto tempo a disposizione e sentivo questo bisogno interiore di tornare alla lingua. Io sono laureata in lingua, come ho detto, quindi amo le lingue straniere, per me sono tutte uguali, non esiste per me una lingua non ha la stessa importanza di un'altra, per me tutte hanno la stessa importanza. Soprattutto la lingua dei padri, dei miei padri e della mia gente. Poi io amo tantissimo la musica sarda, quindi per me questa è un'esperienza personale, molto viene anche dall'ascolto della musica.